Io sono con loro perché hanno avuto un grande coraggio quando c'è stato il momento di dimostrare che non era una procedura corretta quella come è stata fatta. I 44 comuni della Marca pronti a fare causa allo Stato incassano l'appoggio anche dell'Anci Veneto. La battaglia che i sindaci intendono portare avanti punta a riavere da Roma i soldi del Fondo Solidarietà. Si tratta complessivamente di 23 milioni di euro che nel 2015 al momento della redistribuzione tra i comuni vennero tagliati. I 44 primi cittadini vanno avanti forti anche delle due sentenze, prima del TAR poi del Consiglio di Stato, che diedero loro ragione. Ma nonostante questo da Roma ancora nulla. C'è una sentenza che dà ragione ai sindaci e quindi il fondo di solidarietà comunale, quello che loro obiettavano e che hanno avuto ragione, che ha ricevuto dei tagli ingiusti, è necessario che il Ministero, credo a questo punto, il Ministero delle Finanze e quindi il Governo di conseguenza prenda dei provvedimenti. I sindaci dei 44 comuni hanno incaricato un legale di portare avanti la battaglia per la riscossione che potrebbe portare anche a pignoramenti. A cascata forse si riflette anche sugli altri comuni e quindi bisogna rivedere tutta quella partita di quei tagli ingiusti che ci sono stati in quel periodo storico, che mi pare che sia un tema ancora aperto di confronto tra associazione dei comuni e governo.